fallimento della sinistra quindi di fronte a noi, l'abbiamo visto a livello nazionale, abbiamo visto che non ha credibilità a livello regionale, tant'è che si cercano in qualche modo di arrampicarsi, inventandosi candidature improbabili o addirittura immaginando spaccatura nel centrodestra per cercare di trovare una propria collocazione, una propria possibilità di presenza. Scusi, mi perdoni. A livello provinciale sono stati mandati a casa, a livello comunale mi pare che da questi mesi, me lo dici tu adesso, me lo dice Gianmarco, me lo dice Piero, me lo diceva Michele Lipani prima e altri amici che stanno guardando un po', devo dire che abbiamo avuto anche la fortuna di avere un commissario che mi pare una persona assolutamente di buona. Mandiamogli anche un applauso di saluto e di ringraziamento per il lavoro. La consapevolezza che la sinistra ha fallito, l'esempio del Santa Cecilia è evidente, cioè 300.000 euro e passa di passivo più altri 700.000 euro di passivo, una voragine per un'istituzione certamente importante ma non grande, non enorme come la Fondazione Santa Cecilia, 1 milione di euro di passivo, ma stiamo scherzando, 2 miliardi di lire, e poi vediamo cosa cioè, vedrete quando sarete al governo della città come sono stati spesi questi soldi. Bene, io vi dico, anzi ti dico, e te lo dico davanti alle nostre amiche e ai nostri amici, che questa settimana ci siamo mossi, io e il mio amico e formidabile collaboratore, no, non mi riferisco a te, tu me l'hai segnalato, il nostro Dennis Guzzolini, molto bravo e molto attivo e molto fureghino anche a Roma, perché bisogna essere anche fureghini nei ministeri. Previa telefonata di chi vi parla al ministro Bondi e al ministro Gelmini, è andato lì in un ministero e nell'altro, e quindi siamo attivi, siamo sul pezzo, caro Angelo, per cercare, e se le cerchiamo le troviamo in genere, le risorse che però tu e i tuoi uomini in Fondazione Santa Cecilia dovrete utilizzare per ripianare e per poter sviluppare questa istituzione. Cioè noi i soldi ai comunisti non glieli diamo, ma non perché sono comunisti, ma perché hanno dimostrato di essere dei pessimi amministratori. Bravo. Scusate se li chiamo ancora comunisti, so che non è molto chic, non è snob, non è fair, però siccome sono tali io li chiamo col loro nome e col loro cognome. Bravo. Pochi. Si vergognavano anche loro perché l'hanno cambiato. Infatti, siccome si vergognano, cambiano nome ogni anno. Ogni anno cambiano nome. Per questo, bene. Allora, questo, poi al di là di questo, hanno fallito. Certamente. Portogallo è andato avanti, noi è andato indietro. Portogallo aveva una fondazione, mi pare che stia facendo pena. Il teatro si utilizzerà in base alle indicazioni che la nuova amministrazione comunale vorrà dare, sulla base delle tradizioni antiche, nobili, che la nostra città ha sempre avuto. Noi ci ricordiamo, grazie anche alle parole del nostro candidato Angelo Tavero, ma grazie anche alla memoria nostra, dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei racconti tramandati, che Portogallo era la città non solamente dei portici, dei palazzi, delle case anche quelle più modeste che però hanno una loro caratterizzazione assolutamente splendida e unica. Portogallo era anche la città del teatro sociale. Prima che diventavano un teatro, un cinema pornografico, noi avevamo adesso non è più nemmeno quello, cioè penso che sia è chiuso, non so cos'è, una roba, un covo di tarme, non so, di insetti, non so cosa sia adesso. C'era un teatro sociale che era un gioiellino, era una piccola Fenice. Io ho a casa delle fotografie di quel teatro, che era qualcosa di splendido. Purtroppo è stato abbattuto per l'ignavia della maggioranza purtroppo degli allora proprietari. Io sono onorato di essere espressione di una delle poche famiglie che era socia del teatro sociale, che votò contro e fu invece in minoranza contro l'abbattimento del teatro sociale. Vabbè, sono passati tanti anni, in morale adesso abbiamo un teatro nuovo, teatro un po' insomma, bello, moderno,
molto moderno, un po' freddo, un po' svedese, impostazione, però valutazioni, però, la sinistra ha evidentemente anche una vero professore. E l'ha comprato all'Ikea. Sì, ecco, bravo, lo comprare all'Ikea, lo ha fatto all'Ikea. Molto hanno questa impostazione così un po', vabbè, autopunitiva. Come, nonostante queste sono valutazioni di estetica che possono essere opinabili, sono comunque personali, come si tratterà quindi di dare respiro a tutta l'attività culturale della nostra città, e qua credo che chi meglio del nostro candidato sindaco lo può fare. Certo avrà i suoi collaboratori, però è il suo mestiere di una vita, e nessuno meglio di lui a Portogruaro lo può fare in questo lavoro.